Il grido di dolore è fortissimo, noi non abbiamo bisogno solo di personale ausiliario, adesso ne sono arrivati 35 persone nuove grazie all'ufficio del processo, ma noi avremo bisogno tra civile e penale almeno di 15 giudici. Non c'è solo il grande problema del processo Veneto Banca e il rischio di una prescrizione concretissima che si trasformerebbe in uno schiaffo impossibile da assorbire per i risparmiatori truffati. C'è un intero sistema in blocco per la carenza di personale al Tribunale di Treviso, paradossalmente anche per la mole di lavoro sul crack dell'istituto bancario. A prescindere dalla questione di Veneto Banca, che è una questione di un processo molto complesso, e veramente mi auguro che il dottor Bortoli e tanti altri giudici che ci sono a Treviso facciano nel più breve tempo possibile per tutelare ovviamente le persone che hanno perso tantissimi soldi. Detto questo, vi dico di più, il Tribunale di Treviso dal punto di vista penale è bloccato da 1 anno e mezzo perché ci sono solo ed esclusivamente i processi che riguardano Veneto Banca, ci sono ovviamente le direttissime, tutto il resto, querele anche, ripeto così, relative magari anche a questioni di diritto di famiglia, non vengono neanche prese in considerazione perché non c'è il personale. E se il personale ausiliario è arrivato, c'è da ricordare che è a tempo determinato e soprattutto servono anche giudici. Il nuovo appello urgente viene da chi, oltre a sedere sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale, da avvocato vive ogni giorno la rabbia di chi si trova costretto ad aspettare tempi ormai biblici. Più di urlarlo non sappiamo cosa fare perché poi anche noi, anch'io poi nel mio piccolo, devo dire ai clienti che c'è il rinvio di udenza al 2024, sentite bene, 24, e il cliente spesso dice, avvocato, magari lei non è bravo, non è colpa nostra, i rinvii sono al fine 2023, inizio 2024. Vedete voi